Buonasera amici della divisione calcio a 5, benvenuti al Palataurus, benvenuti a una nuova serata di grandi emozioni con Lecco Olimpia Regium. Si è partiti qui al Palataurus. Dottorella prova a superare l'avversario, nella fattispecie il numero 15 Ruggero. Anderson Zoi è sua la prima conclusione in porta, deviata in calcio d'angolo da un avversario. Lucio all'indietro per Seferi, a spazio numero 10, avanza, prova a liberarsi anche per andare al tiro, Seferi la prova, si salva Piccioni. Attenzione dalla parte opposta, Edigno davanti a Pulcini, il tocco sotto e il vantaggio dell'Olimpia Regium con il suo capitano Edigno. Nona rete in campionato per lui. Scambio con Lucio, ancora Lucio che cerca dentro, palla che arriva a Borolo, si gira Borolo, palla a lato non di molto, recupera palla poi Alitia, spazio per andare al tiro, Vissotto, Pulcini decisivo sul numero 9, Borolo recupera palla per il Lecco, va via bene Borolo, palla sull'esterno della rete, ancora una volta il numero 28. Bello poi lancio in avanti in direzione di Ruggero che mette bene in mezzo per Fation, Pulcini, miracolo di Cristian Pulcini. Calcio d'angolo dalla destra, palla fuori, Vissotto! 2-0 dell'Olimpia Regium con il numero 9 Fabrizio Vissotto. Rosati per un attimo giocata, attenzione di Alitia, Pulcini ancora, due volte il portiere di casa sulla bella conclusione di Fation. Cerca dentro Tortorella poi tocca Alciati davanti alla porta, la conclusione, miracolo di Piccioni a mettere in corner al 12esimo. Ruba palla Alciati, riparte Lecco, c'è Tortorella libero, Alciati va da solo, Alciati palla dentro, Edigno salva i suoi. Palla fuori, Alciati si coordina, la traversa, il pallone forse aveva varcato la linea, forse no, tutto regolare comunque. Sfortunato qui Alciati. Seferi sulla destra. Seferi sbaglia tutto qui e riparte in contropiede, attenzione Mazzariol, Seferi si chiude bene ma arriva il tris dell'Olimpia Regium in contropiede con Mazzariol, veramente spietata la formazione di mister Margini. Lo recupera scrivendo indietro Pulcini, lancio lungo per Anderson Zoi, mette giù bene di petto, palla dentro per Lucio, altro miracolo di Piccioni, poi la porta finisce giù. Ancora una volta miracoloso il portiere ospite a 31 secondi alla fine. Ospiti che faranno ripartire le ostilità con Fation, numero 22. Che ora avanzano con Alciati sulla sinistra, si accenta il numero 14, deve superare Edigno. Alciati, spazio al tiro, ancora Piccioni. Ennesimo miracolo del portiere ospite questa serata. Borolo, ancora Piccioni. Borolo per Seferi sulla destra, fronteggiato da Ruggero. Seferi si accentra, spazio, il tiro, ancora Piccioni a mettere fuori. Passati 6 minuti e 35. Alciati ancora per Seferi, spazio per andare al tiro e arriva la deviazione vincente di Borolo. 3-1, si riapre il match. Trova poi Anderson Zoi sulla sinistra, si gira il numero 27, ancora per Alciati, a spazio, ancora Piccioni, ancora la traversa. Sfortunatissimo questa sera il Lecco. Lucio per Arengi sulla destra, palla centrale, ci prova ancora la botta di Alciati, ancora Piccioni a mettere in calcio d'angolo. Palla fuori, ancora Alciati, questa volta ancora c'è spazio, Lucio e ancora Piccioni. Torna frettolosamente in campo Pulcini, ma c'è spazio per Borolo. E il gol di Borolo! 3-2 per il Lecco, un missile all'incrocio dei pali. Seferi, ancora Lucio, 2,58. Lucio ci prova ancora e arriva il pareggio del Lecco. Lucio 3-3, mancano 2,54. Lucio, ancora Lucio, Piccioni, il miracolo di Piccioni. Ancora una volta, conclusione centrale, rasoterra ma insidiosa da parte di Lucio. Spazio ancora
Piccioni nega la rete a Lucio, poi deve tornare Anderson Zoi in porta di testa, ma Ruggero è lui il numero 15 ad approfittare di questo rilancio. 15 secondi alla fine, avanza Lucio, ma attenzione, palla recuperata da Edigno che poi serve Valtile. Arriva il 5-3 che chiude definitivamente i conti a favore dell'Olimpia Regium. Ribadiamo il finale qui al Palataurus, Olimpia Regium 5, Lecco 3. A tutti voi collegati sui canali YouTube della divisione Calcio a 5, una buona serata.